Spariti sì, hai detto bene, forse ci siamo un po' intimoriti comunque della squadra che avevamo di fronte, li conosciamo tutti, comunque sono una squadra che domina ormai su ogni campo da anni a questa parte, quindi eravamo sopra di un gol, ci siamo forse abbassati un po' troppo per paura di concedere troppo campo a loro e abbiamo fatto tutto l'opposto, abbiamo concesso e loro sono comunque bravi a sfruttare ogni occasione e niente, l'hanno sfruttata e sono andati sopra di uno, forse anche due gol. Poi riprenderla lì è difficile perché, ripeto, sono veramente attrezzati anche oggi con qualche assenza che avevano, hanno dimostrato che comunque sono la squadra da battere. Assolutamente sì, si deve partire dal primo tempo, più che altro dalla prestazione e dal risultato si deve partire dalla voglia che abbiamo messo, perché anche noi oggi eravamo in difficoltà, mancavano il capitano e altre due o tre persone importanti per questa squadra e i ragazzi che erano presenti voglio fare i complimenti perché hanno dato tutto e poi niente, al secondo tempo siamo crollati sia fisicamente che anche mentalmente, è uscita comunque l'ottima squadra che abbiamo di fronte, faccio veramente i complimenti a loro, però noi dobbiamo ripartire da qui, dalla voglia messa e dall'impegno e sono sicuro che arriveremo dove dobbiamo arrivare.